Mestre, 29 gennaio 1980. Sull'asfalto davanti a casa propria cade crivellato di colpi il vice direttore del petrolchimico di Porto Marghera, Sergio Gori. Per le Brigate Rosse è il battesimo del fuoco nel Veneto. L'ho vissuta direttamente la giornata, avevo 15 anni adesso, 15 anni, 16, e quindi il dolore l'ho vissuta in pieno. Mia mamma è stata chiamata al lavoro, lavorava alla Coin, che il suo compagno era morto, scusate. E quindi io di riflesso ho vissuto tutti i dolori di mia madre in casa e tutto quello che ne ha comportato il dopo, la morte, all'obitorio, al funerale. Commossa commemorazione per i 40 anni dell'uccisione con 6 colpi di pistola di Sergio Gori, ucciso all'età di 48 anni dalle Brigate Rosse quando alle 8 del mattino si stava accingendo a recarsi al lavoro al petrolchimico di Porto Marghera con la sua 500. L'agguato nel garage sotto casa in questo vialetto rientrante in Viale Garibaldi a Mestre, come ricorda anche uno dei testimoni di quella giornata e che abita proprio sul luogo dell'assassinio. Mi vedo una scena che era incredibile per me, cioè, ho visto un telone per terra da cui si capiva c'era un cadavere, usciva del sangue fuori, era pieno di polizia, c'era un signore in piedi che ho capito dopo era il commissario albanese. Il fresco e profumato mazzo di fiori apposto sul cippo funerario a bordo strada che però lo si vorrebbe in un luogo certamente più consono. E comunque non è nulla di nuovo perché questa richiesta era stata già fatta nel passato e non è stata mai accolta. E la ferita, vi credo, è grande, grande, grande e in ogni occasione si riapre. Perché io e mia madre ci siamo stretti in un amore incredibile per difenderci da questo incubo terribile degli anni di piombo. Maria Letizia Scantamburlo, l'ex compagna di Gori, non ha retto però all'immenso dolore. Il cuore non ha più retta, è morta di mal di cuore infatti.